Oggi è una giornata molto interessante perché vi parleremo veramente di cose nazionali ed internazionali. Allora, benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Non so quanti di voi conoscono Remo Pedon. Remo Pedon è un classico esempio dell'imprenditore veneto che ha cominciato con una grande idea e poi è diventato grande ma veramente molto grande come azienda. La Pedon probabilmente adesso la conoscete tutti anche perché ha fatto si sta facendo una importante campagna di comunicazione sui media. La Pedon è probabilmente uno dei player mondiali più importanti per quanto riguarda i cereali e i legumi, soprattutto i legumi, e anche, si è inventata veramente un settore. Oggi era qui a Veneto Agricoltura per un incontro con i tecnici dell'agenzia veneta proprio per cercare di vedere eventuali collaborazioni e sinergie, ma lasciamo a Remo Pedon, innanzitutto ringraziandolo ancora, di presentare con la sua azienda. Beh, intanto innanzitutto ringrazio per l'ospitalità, sono contento di essere stato invitato qui in Veneto Agricoltura e brevemente presento la mia azienda. La mia azienda è nata nel 1984, per cui siamo 36 anni. Io sono, assieme ai miei due fratelli, faccio parte dei soci fondatori e siamo partiti come tante aziende nel nostro territorio in un piccolo capannone per poi ovviamente durante gli anni ingrandirci e adesso possiamo contare non solamente un grande stabilimento a Molvena, in provincia di Vicenza, ma poi anche unità produttive in Cina, in Etiopia e in Argentina. Le nostre vendite sono soprattutto per quanto riguarda le catene di supermercati nazionali in Europa e il mercato che in questo momento in cui si sta sviluppando di più è il mercato nordamericano. Direi che abbiamo anche da un bel po' di anni fatto il cambio generazionale perché all'interno dell'azienda, oltre a mio figlio, ho anche due nipoti, tra cui un nipote che è già quasi 20 anni che lavora all'interno dell'azienda. Molto interessante questo, sia per questo cambio generazionale che sta avvenendo in maniera assolutamente, come posso dire, logica, mettiamola così, ecco. Ho conosciuto oggi il figlio Mattia ed è veramente interessante anche come persona certamente, ma anche come crescita, lo dico per chi ci ascolta, perché un ragazzo che a 19 anni va in Cina, adesso ha 34-35 anni, 35. 35 anni, va in Cina, studia in Cina, lavora in Cina, come posso dire, si testa, ecco, da questo punto di vista e poi ritorna in Italia ed entra in azienda e questa è veramente una cosa interessantissima anche come scelte personali, ma restiamo nel nostro settore. Allora, agricoltura, quanto è importante l'agricoltura per Pedon? Beh, noi ovviamente per noi è molto importante l'agricoltura, siamo un'industria agroindustriale, per cui direi che l'agricoltura e la qualità dei prodotti che possiamo offrire ai nostri clienti è assolutamente la cosa primaria che è il nostro obiettivo o obiettivo giornaliero. Nell'incontro di oggi abbiamo capito che ovviamente voi acquistate, chiamiamola materia prima, quindi prodotto in tutto il mondo, però vorreste sempre di più cercare di portare, ecco, i vostri prodotti che abbiano una loro vocazione italiana, mi sono spiegato molto male, che siano più italiani, sempre più italiani. Assolutamente, noi ovviamente per una questione di quantità abbiamo dovuto da tantissimi anni, da oltre 20 anni, andare a comprare i nostri prodotti nei vari continenti perché li acquistiamo sia in America del Nord, America del Sud, in Africa, in Asia e anche in Oceania, ma da qualche anno a questa parte cerchiamo di favorire le produzioni in Italia e
possibilmente saremmo molto felici e molto contenti anche di incrementare le produzioni in Veneto. Ecco, allora, anche perché l'incontro con Veneto Agricoltura, ma c'è un'altra cosa che vorrei approfondire. Voi siete anche esplosi come azienda perché c'è un'esplosione da parte del consumatore di interesse nei confronti dei legumi. Ricordo che mi pare 3 o 4 anni fa addirittura c'è stato l'anno internazionale dei legumi nominato dalla FAO, quindi il legume sta entrando sempre di più nei nostri piatti. Assolutamente, rispetto a quando abbiamo cominciato 36 anni fa, che i legumi erano considerati esclusivamente un prodotto, un cibo per poveri, poi in tanti anni noi abbiamo cercato anche di contribuire a questo. In questo momento i legumi, i cereali, i semi oleosi che fanno parte dei nostri prodotti in questo momento si possono trovare in tutte le tavole e è sempre di più un cibo non per i poveri ma per chiunque che voglia mangiare un cibo sano e un cibo che viene dall'agricoltura. Tanto che addirittura vi siete inventati una linea di snack. Sì, noi abbiamo lanciato da pochissimo, una linea di snack per quanto riguarda i legumi, i cereali, i semi oleosi, pronti per essere consumati non a pranzo ma come aperitivo oppure non so, nelle palestre oppure in ufficio a metà mattina o a metà pomeriggio, per cui realmente sono legumi, cereali e semi oleosi non fritti ma tostati e con sempre la nostra filosofia, per cui senza conservanti, senza coloranti, più naturali possibili. E allora, per concludere, Remo Pedon, che ringraziamo fin d'ora, che cosa mangeremo nei prossimi 20 anni? Noi abbiamo la presunzione di poter nei nostri slogan, di poter dare da mangiare a 10 miliardi di persone senza aver bisogno di un altro pianeta. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente mangiando legumi, mangiando cereali, mangiando i nostri semi oleosi, sicuramente c'è un consumo inferiore di acqua, per cui è un cibo sano, è un cibo che se noi vediamo in tutte le latitudini viene consumato sempre di più e in pieno sviluppo. Per cui speriamo di continuare questa fascia positiva e che a livello internazionale i legumi, i cereali e i semi oleosi si consumano sempre di più. Sì, vorrei fare un'ultimissima domanda proprio perché penso sia fondamentale in questa logica. E l'etica e la sostenibilità per voi cosa significa? Allora, l'etica e la sostenibilità io dico spesso che non si acquistano al supermercato, ma fanno parte del nostro DNA, ma da tantissimi anni. Noi abbiamo incominciato già da molti anni questa strada, per cui fanno parte assolutamente della nostra azienda, dei prodotti che noi facciamo e delle persone che lavorano con noi. Termina qui allora questo incontro con Remo Pedon, questo importante imprenditore veneto che dalla provincia di Vicenza ha portato legumi in tutta Italia e in tutto il mondo. Complimenti, e se ci saranno novità ancora lo interrogheremo. Grazie, Mimo Vita vi saluta, appuntamento è a domani con le pillole di Radio Veneto Agricoltura.